La giornata storica di Padova, via alla demolizione delle palazzine del complesso Serenissima di via Anelli, per anni simbolo del degrado e dell'insicurezza in città, la festa del quartiere Stanga. Paura nel Pordenonese per lo spaventoso incendio divampato nella notte ad Aviano, nel deposito dell'azienda di compostaggio dei rifiuti, scuole chiuse a Roveredo in Piano. Nel 2003 è uccisa a Montecchio Maggiore una ventenne cinese incinta, ferì gravemente il suo compagno per rubare loro 20.000 euro, connazionale rintracciato dopo 16 anni in Russia. Stragi sulle strade, in centinaia ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata in via Orlando a Campalto, dove è stato investito Luciano Trevisani. Il racconto di 3 veneziani in Giappone per seguire la nazionale italiana di rugby, scenario da incubo a Tokyo, strade vuote in città e partite rinviate per il passaggio del tifone. Sempre meno culle nella Marca e nel Veneto, il dato arriva dall'ULSS 2 accanto a quello relativo alle gravidanze indotte medicalmente, meno natalità anche dalle famiglie straniere. Ci sarà anche Golfo di Trieste sulla linea di partenza della Barcolana numero 51 domani mattina, un'imbarcazione particolare, un equipaggio interamente composto da donne. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In apertura la cronaca da Padova, perché quella di oggi è stata una giornata storica con il via alla demolizione delle palazzine del complesso Serenissima in via Anelli, per anni simbolo del degrado e dell'insicurezza in città. È una giornata storica sicuramente per Padova, una giornata storica per questo quartiere. Io da quando mi occupo di amministrazione, 1999, ero giovane consigliere di quartiere, mi ricordo le prime assemblee con i residenti della Stanga, infuriati, esasperati per la situazione di via Anelli. Sono stati anni lunghi, anni difficili. Finalmente sì, finalmente era ora. Tante promesse, ma che stavolta sono state mantenute, perché già a settembre hanno circondato, con le reti eccetera, e stamattina sono partiti finalmente e adesso andranno avanti. Da pelle d'oca vedere sparire un quartiere grande così, una cosa del genere. Non mi era mai capitato vedere cose così grandi. Sentivo per televisione via Anelli, cioè il quartiere pareva della Stanga, fosse tutto, cioè praticamente era tutta la malavita qui sul posto. Parlava di via Anelli abiti, ma via Anelli, cioè ti vergognai quasi di essere sul posto. È stata una cosa un po' dura. Adesso ci siamo, quando sarà tutto rasato, perché voglio vedere spianato, perché qua in Italia finché non c'è proprio tutto non vorrei che ci fosse qualche imprevisto. Entro fine anno queste palazzine non esisteranno più e potremo pensare al futuro. Qui arriverà la questura di Padova portando un servizio centrale per la città, ma portando soprattutto anche un indotto economico intorno. Alcune voci le abbiamo sentite, da oggi alla Stanga c'era davvero tutto il quartiere a guardare la demolizione delle palazzine del ghetto di via Anelli. Vediamo. Ci sono tutti a brindare nel giorno del via all'abbattimento delle palazzine del complesso Serenissima. 20 anni di lotte, il muro fatto erigere dal sindaco Zanonato nel 2006, poi il piano di svuotamento e infine 12 anni di abbandono totale. Tutto questo fino a queste ore che iniziano con un'idea. Sia un nuovo tassello per costruire in questa zona, in questo quartiere, un vero quartiere. Cioè bisogna che superi un po' la fase di un quartiere di passaggio, ma che diventi un quartiere dove si abita e si sta bene. Sono stati anni molto duri, tra l'altro mi ricordo una visita che feci con l'allora parroco Don Guglielmo a
alcuni appartamenti qui da fuggire, da non ricordarlo neanche, perché era una situazione terribile. E ci sono gli insegnanti che con i bambini di Vianelli hanno vissuto. Essere in spazi ristretti, qualche volta di avere l'acqua che non magari correva dappertutto, le porte rotte, le finestre che erano così, che chiudevano e non chiudevano, l'elettricità che andava e veniva. C'è chi qui, oltre a viverci, è intervenuto più volte per mettere fine a violenza, spaccio, risse, l'ex comandante della Polizia Municipale, Lucio Terrin. Sono ricordi pessimi dove gli esseri umani non avevano più nulla di umano, dove vi erano gli sfruttatori che li sfruttavano. Gira con una mazza in mano uno dei volti storici della lotta del quartiere, Paolo Manfrin, instancabile artefice del comitato Stanga. Ho avuto una forte emozione e non vi nascondo che ho avuto anche una lacrima, a dire il vero c'ho ancora il nodo alla gola, perché sa mettere 20 anni della propria vita e poi con tutto quello che è successo, le ho prese, mi hanno spaccato la macchina, perché combattere un certo tipo di personaggi che c'era qua dentro non era semplice. Adesso vigilerete che tutto vada avanti? Certo, saremo qua tutti i giorni a vedere che vada tutto avanti. Sì, vabbè, ma comunque ci crediamo, adesso non si possono fermare. Paura nel Pordenonese per lo spaventoso incendio divampato nella notte ad Aviano nel deposito dell'azienda di compostaggio dei rifiuti. Vediamo. Le fiamme, il fumo e l'odore acre, un pauroso incendio divampato nella notte ad Aviano nel capannone di stoccaggio dell'impianto di compostaggio dei rifiuti della SNUA. Una densa nube di fumo nero si è elevata sopra l'abitato, destando allarme e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e Magnago con diverse squadre, il nucleo NBCR, i carabinieri ed i tecnici dell'ARPA per verificare l'eventuale inquinamento dell'area. La nuvola di fumo, spinta dal vento, si è spostata in direzione della base aerea militare di Aviano ed il paese di Roveredo in Piano, e proprio a Roveredo, a scopo precauzionale, il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole. Negli altri comuni confinanti, da Aviano a Fontanafredda a Porcia, le amministrazioni comunali con ordinanze ad hoc hanno invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, evitare la frequentazione di luoghi aperti e lavare accuratamente frutta e verdura dell'orto. Nel primo pomeriggio è venuto a meno quella che era la sensazione di gravità. Anche queste precauzioni sono state tolte, pur mantenendo un suggerimento alla popolazione di essere particolarmente cauta almeno per i prossimi 2 o 3 giorni. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime ore del pomeriggio. L'incendio ha interessato 3.000 quintali di materiale non riciclabile. Sono in corso indagini per accertare le cause dell'incendio, che pare comunque di natura non dolosa, e le eventuali ripercussioni ambientali. Nel primo pomeriggio l'allarme è in parte rientrato, anche se permane la grande attenzione per quello che potrebbe essere la ricaduta a terra dei fumi derivanti dalla combustione. I risultati dettagliati dei campionamenti effettuati dai tecnici dell'ARPA si conosceranno martedì. Non risultano ripercussioni sui comuni trevigiani confinanti con la provincia di Pordenone, da Orsago a Cordignano. Tragedie della strada nella nostra regione. Ieri sera a Vittorio Veneto ha perso la vita un pensionato di 66 anni travolto da un'auto mentre attraversava la strada, e proprio poco fa ennesimo incidente mortale nel veneziano a Caltana di Santa Maria di Sala. Nello scontro tra 2 vetture ha perso la vita una vittima. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che appunto, come dicevamo, è accaduto proprio poco fa. Ed in centinaia ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata in via Orlanda a Campalto, dove è stato investito Luciano Trevisano, ognuno con una luce per dire basta alle morti. È come una promessa per Luciano, la luce di una persona buona, mite e umile di cuore. Si è solo per qualche ora spenta. Ora la riaccendiamo e la portiamo con noi.
Oltre 300 persone hanno preso parte alla fiaccolata in onore di Luciano Trevisan, il pensionato 63enne volontario all'asilo che giovedì poco dopo le 13 è stato travolto e ucciso in via Orlando a Campalto. Alle 21 si sono riuniti davanti alla chiesa di San Martino per poi spostarsi nel punto dove è avvenuto l'incidente e dove troppe persone hanno già perso la vita, in quella che oramai viene definita la strada della morte. Ognuno con una fiaccola in mano per dire basta alle morti, per chiedere un intervento serio, una volta per tutte. Il pensiero è andato anche a Giulia, la 106esima vittima. È come se fosse riemerso qualcosa che era affondato ma che non era stato risolto. È tornata la voglia di dimostrare che la città non è solo un dormitorio ma che è viva, che ci sono molte persone che ci tengono. Quindi rispetto a quello che è successo 12 anni fa abbiamo un po' voluto riscuotere le coscienze delle persone e farle scendere in piazza semplicemente esserci come presenza di solidarietà nei confronti della famiglia e con un messaggio molto chiaro, cioè più sicurezza per quella strada ma anche più rispetto, investimenti e miglioramento di questo paese che è un po' la periferia delle periferie, ecco. La marcia è proseguita fino all'ulivo piantato il 13 marzo 2008, data della manifestazione delle 106 croci che oggi sono molte di più. In chiesa la musica, perché Luciano cantava nel coro. Luciano era una persona molto molto buona che ha dato tutto per la famiglia e per la comunità. Noi ieri sera ci siamo presi un po' l'impegno di continuare il percorso che a lui è stato interrotto con la sua tragica scomparsa e riaccendere quella luce all'interno della comunità, per cui l'invito a tutti i cittadini di Campalto è a dire: siamo cittadini, abbiamo un paese da sistemare e da far vivere e facciamolo. Martedì alle 10:30 nella chiesa di San Benedetto sarà celebrato il funerale di Luciano. La scuola materna rimarrà chiusa per lutto. Ancora cronaca da Vicenza, dopo 16 anni di indagini dei carabinieri è stato arrestato un omicida che era fuggito all'estero dopo aver ucciso una donna incinta. Sentiamo. La vicenda all'epoca aveva suscitato molto scalpore per la violenza con cui l'omicida aveva infierito sulle vittime. Era il 20 aprile del 2003, 16 anni fa, quando a Montecchio Maggiore fu uccisa una donna cinese incinta e ferito gravemente il marito. Venne ritenuto responsabile un connazionale ospite della coppia, che aveva messo gli occhi sui 20.000 euro che tenevano in casa. L'omicida era poi immediatamente fuggito. Condannato all'ergastolo 3 anni dopo e ricercato in tutto il mondo dalle autorità italiane, è stato fermato in Russia, a Mosca, dalla polizia locale, dopo che nel corso degli anni le sue tracce avevano portato gli investigatori a Milano, Novara, Parigi, Pechino, in Grecia e finalmente in Russia, dove è stato bloccato dopo 16 anni di latitanza. L'uomo è già arrivato nelle scorse ore all'aeroporto di Roma Fiumicino e trasferito nel carcere di Civitavecchia per iniziare a scontare la pena dell'ergastolo. È l'uomo che martedì scorso ha cercato di strangolare la moglie durante una lite ad Adria è stato arrestato ed è ora in carcere per tentato omicidio. L'uomo, Roberto Lococo, 28 anni, era ricoverato al centro di igiene mentale dell'ospedale di Adria. Il GIP del Tribunale di Rovigo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita oggi pomeriggio dai carabinieri. La moglie, Giulia Lazzari, 23 anni, è in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Il movente dell'aggressione sarebbe la gelosia. I due coniugi si stavano separando. E 50 panchine rosse in tutto il Veneto proprio come richiamo alla lotta contro la violenza sulle donne. L'iniziativa dell'Auser che a Belluno ha collocato le panchine nel parco città di Bologna. Vediamo. Un simbolo e un richiamo per tutti di un impegno a vigilare costantemente perché non si ripetano più femminicidi e violenze contro le donne. La rete regionale dell'Auser fa proprio il messaggio globale che invita a fermarsi e a riflettere sui soprusi di cui pressoché quotidianamente sono vittime le donne di ogni età, attraverso l'installazione di panchine rosse nei luoghi di aggregazione di 50 città venete. A Belluno la panchina è stata svelata al Parco Città di Bologna. Le persone di una certa età naturalmente molte volte possono essere state reticenti nei confronti di questo problema. La nostra iniziativa vuole anche portare in luce
chi sostanzialmente magari ha un po', come posso dire, nascosto. E la panchina rossa è un simbolo che vuole aiutare a far emergere un fenomeno assai diffuso anche nel bellunese, ancorché sottaciuto, pure fra la popolazione femminile anziana. Non necessariamente l'aggressione sessuale o la violenza fisica, ma molte forme più sottili, più subdole di violenza, che sono il maltrattamento, il disagio economico a volte, la solitudine che si svolge nel silenzio, nella solitudine delle loro case. La rete Hauser, con le sue varie espressioni, è una delle strutture che più possono avvicinare questo tipo di fenomeno, perché si occupano di interagire con le persone anziane. La messa in opera delle panchine rosse, ha ricordato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno, Lucia Pellegrini, segue l'entrata in vigore del Codice Rosso per il contrasto alla violenza contro le donne. Il tifone che sta devastando il Giappone. Nel prossimo servizio sentiamo il racconto di Cristiano Capponi, veneziano di Malamocco, che si trova appunto in Giappone per seguire la nazionale italiana di rugby ai campionati mondiali. Sono arrivati fino in Giappone, animati da una grande passione per il rugby, per sostenere la nazionale azzurra ai campionati del mondo. 3 veneziani, con in testa il vicepresidente vicario dell'associazione Gruppo Bevanda di Malamocco, Cristiano Capponi, si sono ritrovati in uno scenario da incubo per il passaggio del tifone di quinto livello Hajj Bis, definito dagli esperti very strong, ovvero di notevole intensità. Siamo a Tokyo, siamo in albergo, bloccati per l'arrivo del tifone Hajj Bis in città. Dovevamo essere oggi a Toyota City per la partita di rugby tra l'Italia e la Nuova Zelanda, che è stata cancellata come quella dell'Inghilterra contro la Francia. Tutte le partite in programma sono state annullate. Arrivano ogni 2 ore degli avvisi di emergenza che ci dicono appunto di non uscire. La situazione adesso sì, piove forte, c'è un po' più di vento, ma questa mattina siamo anche usciti a prendere qualcosa da mangiare, perché ovviamente stando tutto il giorno in albergo dovevamo pure avere qualcosa. Strade deserte, locali chiusi, ma per fortuna nessun problema per la pubblica incolumità. La televisione comunque avvisa continuamente lo stato attuale della situazione meteorologica, ma comunque niente di grave. Penso che a Tokyo non succederà niente, è successo qualcosa un po' più a sud, qualche inondazione più violenta, ma in città, diciamo, qui a Tokyo niente di grave. Peccato purtroppo per la partita, perché ovviamente eravamo venuti qui soprattutto ovviamente per il rugby. Linea alla regia, ora c'è la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di denatalità, sempre più culle vuote nella Marca e nel Veneto. Il dato arriva dall'ULSS 2 accanto a quello relativo alle gravidanze indotte medicalmente. Qui ci stiamo estinguendo perché dagli ultimi dati del SER, del Servizio Epidemiologico Regionale, noi vediamo che le gravidanze c'è una denatalità. I dati sono chiari. Nella Marca, come in Veneto, in 10 anni c'è stato un calo del 28% delle nascite, come dire che più di una culla su 4 è rimasta vuota. A questo va sommato il calo costante delle coppie fertili, sceso al 68%. I dati dicono che ormai anche nel Veneto, e in particolare in provincia di Treviso, la media è di 1,36 bambini per donna e l'età si sta alzando da 32 a 33 anni. Del resto già in natura, in età fertile, la probabilità media di una gravidanza è del 25%, che scende progressivamente con gli anni. Ecco perché su 100 coppie trevigiane almeno 40 si rivolgono al medico per avere un bambino. Ma anche qui c'è una sorpresa. La PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, ha solo il 23% di probabilità di successo, mentre i successi maggiori sono ottenuti seguendo naturalmente la coppia. L'esperienza di un anno è stata fatta dall'ULSS 2 su 2 gruppi di coppie.
coppie che seguivano la procreazione medicalmente assistita e un altro gruppo invece che seguiva i metodi naturali. Ebbene, abbiamo visto che il gruppo che seguiva i metodi naturali, naturalmente coppie che hanno un'infertilità inspiegata, quindi non con patologia organica, abbiamo visto che il gruppo che ha seguito i metodi naturali ha avuto più del 50% entro un anno una gravidanza. Dietro a questo dato sono davvero tanti i fattori e tra questi il forte impegno che le donne di oggi affrontano nella società. Per questo l'US2, con il Centro della Famiglia, ha istituito il primo corso per il consulente di coppia con queste finalità. Farà un po' da accompagnatore, da sintesi, in modo che la coppia possa incontrare i vari professionisti. Una denatalità che non verrà coperta con l'immigrazione, perché anche le donne straniere tendono ad avere meno figli e tra i luoghi comuni da sfatare c'è la natalità di chi proviene dall'Africa. Anche loro si stanno parzialmente occidentalizzando, in che modo questo? Perché cominciano ad avere meno figli rispetto a un tempo. Fiori d'arancio per il capogruppo regionale del Carroccio Nicola Finco, che nella chiesa di Molvena Colcerasa ha sposato Angela. Non l'avevamo mai visto, tanta emozione per il consigliere veneto, capogruppo regionale del Carroccio, il bassanese Nicola Finco, che ha sposato Angela Battistin. Una cerimonia semplice ma intensa, officiata nella chiesa di San Zeno a Molvena di Colceresa da don Ernesto Cabrele, caratterizzata dal sorriso e dalla gioia degli sposi e di tutti gli amici che hanno partecipato a questo momento. Io, Nicola, accolgo te, Angela, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Angela, accolgo te, Nicola, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onnipotente confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmare la sua benedizione. L'uomo non può separare ciò che Dio unisce. Amen. Lo scambio degli anelli e grazie di Dio siete per sempre marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa. La commozione dei due novelli sposi che abbiamo avvicinato appena conclusa la cerimonia. È un'emozione unica, bisogna viverla per capire. Sono felici, li si vede teneri quando lei dichiara: non capivo niente venendo sulle scale. Però è tanta la gioia. Sì, sì. Voi avete sempre sorriso, si vedeva che era proprio una cosa che partiva dal cuore. È il giorno più bello della vita, no? Veramente. Sì. Beh, unico, non possiamo aggiungere altro. E la sorpresa di amici e parenti all'uscita della chiesa. Tanti auguri agli sposi dunque, ed ora andiamo nel Golfo di Trieste, anche migliaia di velisti veneti in attesa del grande appuntamento di domani con la barcolana. Quello che ora andiamo a conoscere è un equipaggio davvero speciale, tutto composto da donne. 22 veliste provenienti da 7 nazioni e da 3 continenti diversi e l'equipaggio di Golfo di Trieste, il Maxi 90 tutto in rosa, presentato stamane all'Hotel Savoia, un team di sole donne che promette battaglie in questa edizione 51 della barcolana, almeno stando alle parole della skipper, la triestina Francesca Klapčić. Penso che sia un grande vantaggio per la manifestazione in generale, per Barcolana 51, per un'organizzazione comunque che ha creato un evento che si riesce a rinnovare ogni anno. Gli ultimi anni sono stati dei match race a 2 tra 1/2 imbarcazioni che erano competitive.
Quest'anno ce ne sono di più e penso che sia un vantaggio per noi in barca e anche per, diciamo, per chi guarda la regata, c'era sicuramente più suspense fino alla fine. Sempre la Klapčić ha poi spiegato il senso e la nascita del progetto della barca e dell'equipaggio di Sole Donne, che oltre alla regata in sé si impegnano a divulgare l'importante messaggio sulla sostenibilità ambientale e marina. Per quanto riguarda il team, si tratta di un mix fra espertissime della vela e giovani che hanno già dimostrato destrezza e che possono crescere ancora molto dal punto di vista tecnico. Il progetto è nato da un'idea di Claudio De Martis e Furio Benussi, senza di loro noi non saremmo qua perché comunque hanno lavorato molto duramente per avere la barca, avere una barca molto competitiva. Io sono più a capo, diciamo, del sailing team e ho trovato i membri dell'equipaggio. E il mio sogno e quello che era un po' la mia visione era quello di avere un team di professioniste da abbinare a un team di ragazze giovani che vengono dalle classi olimpiche e cercare di creare opportunità che purtroppo ancora nella vela femminile mancano un po', e le ragazze professioniste a bordo sono anche delle ottime insegnanti, quindi penso che le giovani possano solo che imparare e poi usare anche questi insegnamenti nella loro attività velica quotidiana. È tutto, siamo al termine di questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno nuvolamenti ma il tempo si manterrà comunque stabile. Vediamo il dettaglio di domenica 13 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto, al mattino tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, mentre dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso invece sul resto della regione. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà a tratti coperto, mentre lungo la costa sarà più soleggiato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature in calo, minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove sarà più soleggiato, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.